discorso di valorizzazione anche di patrimoni naturalistici e patrimoni ambientali che sono a disposizione della difesa e forse sono stati anche salvaguardati dai vincoli della difesa. Penso a moltissimi posti di grandissimo interesse, penso alla zona di Capoteolada, penso a Portofino, penso a altre zone, no? Attorno, che in realtà si sono salvaguardate anche da una speculazione edilizia che noi verifichiamo con i colleghi qui presenti, guardo dagli ispettori a quelli che si tuffano in mare facendo finta di ispezionare, andare a prendere invece i pesci, no, che si cucinano poi sulla piastra il giorno dopo, no, perché lui ha poco da prendere con i fumi, lui magari che va sott'acqua, se va in mare, no, riesce anche a avere questo aspetto ludico ma estremamente importante della biodiversità. Una volta, sempre parlando di Sardegna, dissi quello che pensavo, parlando di Capoteolada, e scrissero sui giornali: parla il solito generale. So generale, come devo parlare? Come parlano di solito i generali, così almeno è la mia formazione. Però ero convinto di non aver detto, diciamo, cose sbagliate, continuo ad esserne convinto, perché lei me l'ha confermato. I siti protetti, i siti comunitari protetti nascono sui poligoni militari. Quindi se nascono sui poligoni militari vuol dire che tutti questi danni probabilmente, anzi sono sicuro, noi non li facciamo. Indubbiamente abbiamo bisogno di addestrarci, cioè abbiamo bisogno di sparare, perché i nostri soldati debbono comunque essere in grado di potersi difendere e devono essere in grado di poter impiegare le armi che hanno. Però noi lo facciamo avendo il massimo rispetto dell'ambiente, tenendo sotto controllo le aree che impieghiamo, perché determinati valori non siano superati ma sono sempre al di sotto della soglia, e cerchiamo di introdurre in servizio sistemi nuovi, come per esempio il sistema di addestramento che stiamo introducendo in servizio con qualche difficoltà per l'opposizione di qualche regione amministrativa, ma stiamo cercando di introdurre in servizio, stiamo introducendo in servizio dei sistemi che consentono di sparare di meno, addestrando il personale, quindi di ridurre al minimo l'esigenza delle esercitazioni cosiddette a fuoco, a cui abbiamo il dovere di lasciare un mondo che si conservi il più possibile, anche se ahimè l'inquinamento avanza, perché comunque il mondo ha bisogno di energia per andare avanti e questa energia deve essere trovata. Però se noi possiamo anche ridurre nel futuro, trovando delle energie alternative, nel frattempo conservando quello che abbiamo, noi siamo a completa disposizione per il bene della collettività. Siamo qua. La ringrazio, Presidente. Siamo qua.